Saluti a tutti, pipius e pipias, picciocchedos e picciocchetas, mammas e babus, saluti a tutti. Do scio che non si conosceus, noi si presentaus. Deo sono Carla, e questo è Snoopy. Snoopy già dei a conoscimi, mi penso. Pensando sui temi contaisi, i tesi combinandi, in tutto questo tempo che siete serrati su un domo che non sapete poi vestiti, che non sapete poi attopiare gente, amici e parentesi, che non sapete poi andare a scuola e a traballare. Deo se veni cosa a meta, però siccome che questa giornata è lunga a meta, mi sono pensato a una cosa, e poi non fai video, deve mandare in internet, mancai, deve fare video spicciocchetti e spippieddos, con storie, racconti, giochi, e tanti sciue, traballetti che potete fare in pari? E tanti pensai su esatto, se la poi piace una cosa di aici, già che devi avere in domo, è una maniera così conosci, e poi salto via e così spaziai pure. E in Sandus, cominciavo suoi, mi sono pensata di legge una storia, uno contigeddo, che ha pacciappao di questo libro, 22 storie con gli animali della fattoria. Certo che non si deve leggere tutte le 22 storie dei bestie della fattoria, non si spantesi. Da puscerà una però, una storia che mi ha fatto arrivare con i testi, mi ha bellicetta, che questiona da bestie, che questiona da questiona de scrugioso, scesi testi un scrugioso, un tesoro, che questiona di un mistero. Difatti su titolo è Mistero alla fattoria, Misterio in salvattoria. Mi sono pensata però di strutturare di aici questo contingente, e vai fotografie delle immagini e da scaricare su computer, e ora ha pure registrato a pizzo questa voce mia, e ci potete seguire questa storia, magari voi non comprendete bene su sardo, potete acciappare con queste immagini su significato, su violinai, su voi lavoro. Ora ho fatto un'altra ripresa in pari, in cui ci causa di comprendere sfuedo sui tolintinai, e ora chi pesa bonus, ma scetti chi pesa bonus e chi si impegnasse pago pago, si la faccio intendere legge in italiano puro. E così vi uso per un'altra cosa che devo fare in pari. Dai, ascoltate su conto e narrai me chi si è prato e chi ha godo di intendere in italiano puro. Si vi uso apposta, sì. Misterio a Salvattoria. In Salvattoria fieda andando tutto bene, finza saccando uno pilloneddo, curioso, e da domandavo a mamma Buddha: «Mammai, tu scesi e te duesti in questa domiceda in fondo a Savrazza? Cosa con sa ventanedda vitichedda corrigeddo?» «Cocò, cocò, cocò, no, non dusciu, non sei entrata mai, ma pubbiu che su merito entra da donne a Mengiano, deve essere un luogo importante in meda. Te mandavo a su cani, che Diana da sempre avvatto». Su villoneddo e Savuda andano anche su cani, e poi Sciritta ci viada a intro su de gusta domicedda in fondo a Savrazza. Uff, uff, è vero su che sono sempre avvatto de sommeri e da compagno a che squaddus, a che sproccus, a che spuddas, in cogina e in saposento dei sigroccai. Però proprio in questa domicedda non se entrau mai, a rispondi di suo cani. Ma s'altra dì, a pobio su brocco che via da ingonisa canta, provosa a domandare a isso che mancai d'usciti. Su villoneddu, Savuda e su cani andano anche su brocco. È vero su che s'altra dì a puccicau de entrai po agattai cosa de pappai, ma s'avolta via da incriccata. Difatti appo pensau che su meri ingonisi appa da qua uno scrugioso. Andassa che sabacca si tu domandai, a pobio cagando da mulli di summeri da chi stionada, ma che si da riscoviau? A rispondi di su brocco. Su villoneddu, Savuda, su cani e su brocco andanta a che sabacca. Mu, mu, no, non d'usciu. Summeri non mi dà di chi sono mai di questa domicedda, e Deo se troppo umana podo entrai. Ma secondo me su atto d'usciti.
Domandaos a isso che ci arrenesce a s'incistichiri in ogni luogo, a rispondi di sa bacca. Su villoneddu, sa vudda, su cani, su broco e sa bacca zerrianta su atto. Miau, miau, una domigedda sempre serrata, uno scrugioso guau, ita storie interessanti. Ma Deo non se lo entrao mai. Sciu scettica intrusu esti scuriu come via intrusu de su vorro e stopisi chi si guanta in gonisi passanta de uno stampigetto in su muro, a rispondi di su atto. Per me c'esti scetti una cosa che poteu fai. E su atto maula da su chi pensa a sa bacca, chi du corrina da su broccu, chi du zunchia da su cani, chi du zaula da sa budda, chi du graccaglia da su villoneddo. Sun crasi a mengiano, coauso a palas dessa domigedda in fondo a sa vrazza, su broccu in sa schina de sa bacca, su cani in sa schina de su broccu, su villoneddu in conca de sa budda e su gatto a pizzusu de gravettura, fianta vettendi su meri, chi difatti intrada in sa domigenda su littendi. Agoa succede di unu garraju, su villoneddu e sa budda, fianta cicchendi di accoghiai de sa ventanedda a coro. Asuta de issu su cani via da murrungendi, ca issu puro gli ad aviri. E prusa asuta ancora su broco e sa bacca, fianta spingendi su riga in sa domigedda, poi intendi su chi via da succedenda intruso. Su attu via da stetiu su prusa vistu, e di via callau de gravettura, cando sa domigedda ia da comenzau a sanziai, unu segundu prima che si sciorrocchessi di dotto. Ma su bru spantau de dotto su via da su meri, sezu in su comodo, con i scrazzoni si arrumbullausu ai spesi, e i bestias che si fuiant de una parte a s'atra. Su villoneddu scetti, troppo curiosu, non gli da comprendi nuda, e fiat arrutto in conca su meri, schiullente a bogiata. Ma mai, in noi è su scrugioso, e che li essi su misterio, e su meri, in noi è de guai sprendasa. Oi ancora, quando si contanta questa storia de Buddha Pilloneddu, si morinti de s'arriso. E chi una di si capita da devassare in Buddha fattoria, e sapiri de sicuro non cungiau tutto a giro de questa domigedda, con sa ventana corrigeddu in fondo a sa vrazza, e uno cartello con una scritta: in noi bestiasa non potenti entrai. E insomma, se piace questa storia? A me mi piace a me, la prima volta che la pulligia mi sono pisciata da sorriso. Però io ho l'ubiri chi deve ascoltare bene e massimamente ho l'uscire che si comprende tutto il sfuetto che si intende. Sicuri si immagini Santa aiutava a comprendere nessuna cosa. Poi ci diventa un montone di animali dentro su questa storia di bestie, ma non scetti bestie ci diventa altro sfuetto interessante sicuro. Bisogna paghetto. Pillonetto, su villonetto chi ne esti? Pio, su villonetto ad essere il pulcino. E su villonetto esti su villo de sa Budda, il figlio della gallina, e dunque sa Budda esti gallina. Sa domigedda ita esti sa domo. Sa domo esti la casa, e dunque sa domigedda ad essere casetta. A intruso de sa domo nareusu ci può essere sa vrazza est il cortile, manco male che a me da domo su denti sa vrazza, desi nunca sa in questo tempo su de coronavirus, oiamo mia scura, non ci ha manco pensai di avere serrata in domo pensate una vrazza. Poi tadeni sa domo una ventana, sa ventana esti la finestra, corrigetto, coru, corrigetto, quindi cuore, cuoricino. Su meri, chi ne via da su meri de salvatoria? Il padrone, quindi il fattore. Mengiano è una parte de sa di, quindi una parte del giorno, la parte in cui diciamo facciamo la colazione, quindi è la mattina. Poi c'è su cani è facile, poi esti come da si italiano e tutto, su cani è il cane. Poi ci diventa quaddusu, procusu, chi li punti squaddusu e sprocusu, i cavalli e i maiali. Poi cogina e apposente si groccai. Sa cucina esti come te sa mia
la cucina. Sa posente si groccai esti la camera da letto. Sa cosa deve appai invece di scisita esti, che su brocco c'è cosa deve appai dentro questa domicetta. La cosa deve appai è il cibo, quindi ciò di cui ci nutriamo. Incriccata, stavolta viene incriccata, serrata crai e dunque chiusa a chiave. E su scrugioggio si dà una prima e taviera è il tesoro, però adesso taviera su scrugioggio, non c'è ne via. E taviera su meri a sabacca da mulliada, mulli, olinai, mungere, dunque questo è un verbo. Scoviai è un altro verbo che olinai rivelare, quindi dire una cosa in segreto. Su atto, su gatto, su visito, come chiedo lesinai, esti il gatto. Zerriai, olidinai, chiamare. Poi ci viene da intro dessa domicetta con sa ventana a forma di corrigedo. Scuriu, commenti a intrusu de un vorru. Scuriu, una cosa scuriosa, una cosa scura, buia, come dentro il forno. Chi dice entrata intrusu de su stampigetto a intro dessa domicetta, i stopisi, quindi stampigetto è un buchino, i stopisi, come in italiano punti i topi. E poi ci punti i versus che va in tis animalisi. Ita vadi su gatto maulada e dunque il gatto miagola. Sa bacca ita vaidi corrinada, chiolinai che la vacca, quindi la mucca, muggisce. E su brocco ita verso vaidi inzunchiai, olidinai grugnire, quindi il maiale grugnisce. Su gani saulada, il cane abbaia. Savudda craccagliada, la gallina chioccia o canta quando fa l'uovo, craccagliai. E su villoneddu schiullada, olinai che è il pulcino pigola. Poi su gatto viene da secchio su brusu avistu olinai furbo intelligenti, uno che ci lompiti subito una cosa, quindi furbo intelligente. Spantau, su me via da varau spantau stupito, non sapeva più cosa fare. Seziu il sugomodo, i testi sugomodo è il gabinetto. E poi ancora Cungiau, su Cungiau è un recinto. E questo su fiantai sfuedu sono areuso più difficili, però bio che siete stati bravos e attenti, quita d'uscire che siete stati bravos e attenti, avevo preparato vinzase su filmao tutto ligiu in italiano. Di aici chi ci punti vuedo chi non è si comprendio o chi non è acciappato bene i tolintinai, podesi comprendi meglio tutta questa storia come testi. Si biuso apostesi fra pago. Mistero alla fattoria. Alla fattoria del boschetto andava tutto per il meglio, fino al giorno in cui un pulcino troppo curioso chiese alla mamma: «Dimmi, mamma, sai cosa c'è nella capanna con una piccola finestra a forma di cuore in fondo all'aia?» «Cocococò, no, non lo so», rispose la gallina. «Non ci sono mai entrata. Quel che so è che il fattore ci va tutte le mattine. Deve essere un posto molto importante. Chiediamo al cane che lo segue dappertutto». La gallina e il pulcino si diressero verso il cane per scoprire cosa c'era dentro la capanna in fondo all'aia. «Woff, woff», rispose il cane. «È vero che accompagno il mio padrone ovunque, alla stalla, alla scuderia, al porcile, al pollaio e anche in cucina e in camera da letto. Ma dentro la piccola capanna non sono mai entrato. Però l'altro giorno ho visto il maiale che ci girava attorno. Chiediamo a lui, magari ha un'idea». Il pulcino, la gallina e il cane interrogarono il maiale. Disse lui: «È vero, ho tentato di entrarci nella speranza di trovare qualcosa da mangiare,
ma la porta è chiusa a chiave. In seguito ho pensato che di là il fattore tenesse nascosto un tesoro segreto. Chiediamo alla mucca. Il contadino le fa addirittura delle confidenze mentre la munge. Il pulcino, la gallina, il cane e il maiale si diressero alla stalla, dove la mucca li ricevette molto gentilmente. Mu, no, il fattore non mi ha mai parlato di quella capanna e io sono troppo grossa per entrarci. Secondo me il gatto potrebbe aiutarci. Lui riesce a infilarsi ovunque. Il pulcino, la gallina, il cane, il maiale e la mucca chiamarono il gatto. Miau, miau. Una capanna sempre chiusa, un tesoro nascosto, come interessante. Ma io no, non sono mai stato invitato a entrare nella capanna. Ma so che c'è buio come in un forno e che addirittura i topi che inseguo vi si rifugiano passando per una fessura della parete. Non vedo che una soluzione per svelare il mistero. Allora il gatto sussurrò il suo piano all'orecchio della mucca, che lo ripeté al maiale, che lo disse al cane, che lo soffiò alla gallina, che ne parlò al pulcino. Arrivò l'indomani mattina. Nascosti dietro alla capanna in fondo all'aia, il maiale in piedi sul dorso della mucca, il cane sul dorso del maiale, la gallina sul dorso del cane, il pulcino sulla testa della mamma e il gatto sul tetto della capanna, tutti gli animali attendevano il fattore che presto entrò fischiettando nella capanna. E allora fu il caos. La gallina e il suo pulcino cercarono di vedere attraverso la finestra a forma di cuore. Sotto di loro il cane borbottava che voleva vedere anche lui, mentre il maiale e la mucca spingevano a turno per incollare gli orecchi contro la capanna e ascoltare ciò che succedeva. Il gatto, invece, fu così saggio da saltar giù dal tetto quando sentì la capanna vacillare, beccheggiare, scricchiolare e crollare nello scompiglio. Però il più attonito fu il fattore, seduto sul VC, coi pantaloni in fondo alle gambe e in mezzo agli animali che fuggivano da tutte le parti. Solo il pulcino, troppo curioso, che non aveva capito niente ed era atterrato sui capelli del fattore, cinguettava con tutte le forze. «Mamma, dov'è il tesoro? Dov'è il mistero? Mamma, il fattore cova dei tesori dentro questo strano nido?» Si ride ancora oggi alla fattoria del boschetto, dove si racconta questa storia da gallina a pulcino da molte generazioni. E se un giorno vi capiterà di passare, vedrete sicuramente una recinzione attorno alla capanna, con una piccola finestra a forma di cuore in fondo all'aia, recante la scritta: «Vietato l'ingresso a tutti gli animali». Ci sei ancora? Bene, Meda. L'hai ascoltata bene, mo questa storia in italiano che si comprende tutto? Mo sono sicura che si comprende ogni voedo, senza sa questo sono in sardo di prima. In moi però, deve fare una cosa impari, hai ascoltato questa storia, devi comprendere bene bene, e in moi mi è da pragi a fare un traballetto con vosaltro su. E poi vai su traballetto a pungotto. Questa scatola manna, questa è questa scatola del suo scrugioggio. E taccia ad essere a intruso, castiato un pari. Alle caceste. Arrogo su de cartoccio. Soi gedo che c'è sia intruso. De so de vasca, a mano so pitticuso. De ogni maniera. Poi ci punti bottigello, arrogo de bottiglia, ferro, colla vinilica, streci getto che potete servire con su sadinta, su colori, temperasa, arrogo su de cartoccio de su papperi igienico, uniposca, pinzello su, altro arrogo de bottiglia su fondo però, altro ferro, cioè se ogni cosa, sa pistola con sa colla a caldo, buddia, donate attenzione che temperarsi, e oguso che si muovinti, questo sono punti glitter, poi ci punti tappuso di ogni maniera, tappuso di ottico,
tappusu d'elastica, tappusu a corona, insomma, agattato d'ogni cosa, pinzireddu dell'inna, qualunque una cosa se uso a inventare, il tappone che ci viene alliga, però tu scegli s'alliga, poi servire, poi fai qualunque una cosa, poi fai traballetto su un domo, cosa belligetta se ti mancai, si aiutano a passare su tempo. E dunque, poi i traballetti, su cui ti punti d'uso, che ho pensato di fare oggi, si servinti d'uso arrogo di cartoccio, poi si serve di un frigigeddu, ferroso, pinzelloso, che tanto più bastai, mi piegavo su d'uso, che sono servi, poi istemperas e tutto questo mi pare che non serve, questo forse si può servire e tutto s'altro dallo causo a intruso dei noi, questo potete servire di quello noi a posto e questo da rimasto in terra che poi non si serve. Poi stanno a servire un lapis, pennarello su e mi pare di che basta 10. Dunque, io penso che fai due animaletti su di gusto su chi ci punti a intro su questa storia. Su primo che comincia da questa storia che mi è, su Pilonetto, il pulcino che domanda alla sua mamma che tu scegli ci via da intruso di questa domicetta, è stesso che comincia da tutto. E dunque ho pensato che vai su Pilonetto e poi su ultimo animale che è questo che un paghetto accaba da questa storia che è su atto. Questo che tiene questa idea di andare a castigare i tavi da Sumeria intro di questa domicetta. E dunque poi vai su Pilonetto e poi superai su colori grogu e dunque pigo su bottigeddu tempera groga mi pongo un paghetto noi a intruso e mi pongo a pintare su primo arrogo di papere. Questo è bello che testi bianco e dunque su colori grogu appare da bello craro. Però mi pare di che pomoni di bruso, di tinta, poi tantissimi non casano colore. Un bello pilonetto, dove uso dei colori grogu, poi in sardo, giallo, si narra da grogu. Non si piace da fare su pilonetto e lei fai saputa, andava bene c'è tutto, mancai. Invece se imparare su colori grogu potete imparare su colori a rubio o su colori di arancione, come ti si piace di bruso. Ho fatto su pilonetto e impero su colori grogu, un bello grogu, brillanti, lucioso, con un bello pilonetto. Quando accabai si devo pintai, devo appoggiare accabau a una cosa, chi non tenesi temperas, potessi imparare pennarellus o acquarellus, i colori si imparano con s'acqua, e finza i mattitas coloradas, basta che i colori di su colori che si piace di bruso. O chi tenesi mancai in domo calancuno a rogo de cartoncino che non si serve di poter imparare questo pure. Non collai sappizzo su del suo cartoccio e su gioco è fatto. E dunque a questo esti accabau su grovo è fatto. E dopo che asciugai poi in suntesi di questa asciugata mi serve di vai i salas
de su pilloneddu. Ho pubblicato un altro arrogo de cartoccio, sempre de alliga. Mi pico gusto, poi vai sa misura e disegno i salliceddas de su pilloneddu. Più so manco quali, sì. E poi con sto fondo mi faccio sa forma dei spesi e dunque sono tondo e poi avanti uso undiceddu di punti spesi. Ora passare un pacchetto melo, si bidi de crusu e i sal saporo. Lo scio che dobbiesi. Poi piego i sferros. Attenzione con i sferros che questo sono punti puntudos, os altri che tenesi questo sono con sa punta tunda andà meglio. Ah, e poi su bicco a mancata, certo, su bicco dove uso con sangulletto adesso cartoccio e questo però dove uso di un altro colore e spesi sicuro. Poi tempo di peso colorati de grogo, i salasa adesso pillonetto, poi di causo su colori di arancio e pintauso su bicco e spesi. Poi chi tenesi pinna sa mancai de pilloni, chi non si serve, chi agattai si mancai in prazza, potesi imparare questa sa poi vai sa un ciuffittetto de pillus proprio de pillus de pinna sa in conca de su pillonetto. Quindi acabato de segai salas de non mi segai didus ca se uno pacchetto managa è vero, però tocca da donare attenzione. Poi testo un attimo se segai didus con i sferros di aici. Ecco, questo si fa di fugliare. Quindi sempre con su grogu noi pintauso i salas adesso pilloneddu. I salas punti di aici non punti perfetta, sa ma non ti fai nulla, tanti esti uno gioco. Pintauso bene mettiamo bello grogo, isala pure e con su grogo e uso spacciao puro. Andrà bene. Poi ne uso ad asciugare. Poi picauso su colori di arancio e pintauso. Potete imparare su proprio pennello, tanti il pinzello, tanti i colori si punti già uguali sì. E pintauso i spesi dei colori di arancio bene bene questo sicuro. Ci causo de non si imbruttai meda in manus e questo pure è fatto, dopo lo asciugai e poi ultimo si veuso su bicchigeddu de su pilloneddu uno trianguleddu de piesi, sti già è rubio ma in sapati che non è sti colorata di pintauso de colori di arancio.
questo pure. Io spacciavo, ma dopo i scetti incollai tutto. Ecco qua. E questo pure è fatto. E dopo lo asciugai. Siccome che non tenevo tempo mega moide, si pone a metà gli asciughi di tutto, pongo sa pistola con sa colla calienti e si calentai 5 minuti. E in su terisi ti causo questo che va già fatto, già è asciugato, quindi i spesi, i salasa e su bicco, questo sono punti già asciugato. In su terisi che calienta da sa pistola, sa colla, sa pistola, provo a disegnare i zoguso del suo bilonetto, e c'è già il fatto. Cicu decidi, in un depopone su bicco, e causa questa parte di essere un vaghetto roso, curiosa andare meglio. E feuso i zoguso del suo bilonetto, un uovo, e s'altro uovo, gli aici, poi piego gli aici, biesi, allora piego su pannarello niente, poi vai sa pipia del suoco è la pupilla, e sa pipia del suoco è niente, senti. E torno a passare vinzasa in altre parti del suoco. Poi l'iride, quindi su sapati colorata del suoco, invece detta colore si da verso, birdi o colore arancio per bellissimo, colore arancio che a pizzo su del suo grogo non ci stai di malli. Poi controllavo su chi sta colla se sti callentata, chi non tenesi sa pistola con sta colla callenti, potete imparare sta colla vinilica, oppure finché sono arrivato del nastro adesivo, del nastro trasparente scotch là, così comprende un meno. Forse si resta ancora caliente. Aspettato 2 minuti ancora, e potete pensare di aggiungere anche una cosa, ponai in su bicco di poter supponi i stufioni, le narici, e c'è già pronto, tutte le pesuscetti, incollai, e poi mi spesi di verso di diruso, che non fonti di diruso, ma nel mese comprende, e in sala puro potevo vai un vaghetto di gioco con su pennarello nero, poi un vaghetto di ombra, e aí c'è proprio il ligetto. Lei c'è meluso, no? Penso che mai questa pistola sia caliente. Il problema è che dopo lompi la sa messa come antiverso, ci causa una traversa, una canta, come stanno a messo, insomma ci lompi.
Dunque, cominciamo con su bicco. Cominciamo con su bicco. Ponevo pago con la mano, pago là, e aí noi ci incollavo a pizzo su bicchigeddo. Poi ci potete supponi i spesi ananti, de peso, non è attenzione de dovoni giusto, sa rogo, se non casa pota data i spesi in sa schiena e dopo ne uso noi direttamente sa colla aí ci non si sbagliamo e da incollare in pizzo su dei spesi cicchendi del vai dorrai sa cosa e c'è la strantaggio e in ultimo de peso bonni in salasa noi pure ci caso de bonni sul luogo giusto e diretto a vesino un casesti alla trottasa. Ecco qua e su villoneddo una reso gasti a cabao si fragili simpatichedo vero? E poi si spaziamo da fare su atto poi dopo già il fatto uno non è difficile vero? Piega uso un altro roghetto de cartoccio sta causa pinza se cosa non si sa più preso piega uso un altro arrogo de cartoccio ci causo del vai sorigasa castai come ti punti batta sei sorigasa appo avasciao pago pago sapati de soso de una vatti e de s'altra non c'è sti manco bisogno di un collai poi ti punti posto su bene avaranta frimus a solo su di aici poi dove prima con sul lapisi aici che sbagliato potete cancellare con una gomma poi prima cosa feuso isogusu o isorigasa e feuso isorigasa due trianguleddusu e aici due trianguleddusu di piesi e poi feuso isogusu ci causo de dos fai uguali ma che non sia da facile chi non c'è le scesi si vede aiutare da mamma o del babbo di un frati o una sorella per manna o mancai sei bravo su esatto su due fai senza di aiuto poi vedo sa patti colorata del sogo e sa pipia del sogo in mezzo di aici uso questi maschio uso da peso femmina poi su naso i murrusu sa bocca i mustazzo su poi su gatto vota da mustazzo su lavai e sti c'hai già il fatto e da manca da noi diverso pago de pillu su noi in pizzusu usa specie de W su contrario no non è ma su contrario che vota tanta sempre il gatto su e poi diverso i spesi gli aici e poi a palasa sagoa come è fatta in noi dopo si vai fini, grusa, villuzza come si fragili di bruso ecco qua allora piegavo su pennarello nido
e torno a passare a pizzo de su lapisi su ghieso disegnato. Che io lesi tu potessi pintare pure, guarda, non dopo pintare, poi mi piace il squisito su bianco, però chi tenesi pazienza, tempo, su gana, tu potessi pintare pure. Però chi tu pintai deve dare attenzione ai sogos, poi savati bianca, io da depi a barra bianca, poi è vero che in su pilonetto puro i sogos non funti biancos, cioè savati bianca esti groga, però insomma non ti fai nulla. Desi non casa potesi disegnare il sogo in un altro roghetto de paperi e si non collaisi a pizzo su chi decidesi del fai di un altro colore là, che non si face di bianco. Torno a passare sul naso, sul morro, i mustazos, i sogos, pintato sa lippia de sogo, poi per sui stesi avanti, aspetta questo se ne palla se non si binti, e sto gioco è bello che è fatto. Molti causo su colori del rosa, poi pintai savati a intro dei sorigasa. Su birdi, poi vai, si vede savati colorata del suo. E poi accabai piegando su colore di arancio, poi vai su naso. Miau miau, e su gatto puro è bello che è fatto. Adesso spero che si siete spaziato sia da ascoltare questa storia sia da traballare con me con quest'alliga, questa stalliga. Si penso mancare una tarota, poi ascoltare un'altra storia e poi vai a altre cose, ma in sunterisi allora hai dedotto paperi, tappo di ottico, tappo di plastica, arroghetto di cartoccio, tutto su ghiolesi. Voi siete sicura che c'è anche un'altra cosa davvero con tutte queste cose? Si vede la prossima volta, andà bene? Un bacio a tutti e si vede all'estero. Addio!